Parte da Agrigento a cura del Sor Optimist Club il laboratorio Favolando, leggere giocando. Sì, dopo il successo della compagnia di teatro integrata che il giorno 8 marzo ha messo in scena insieme alle detenute lo spettacolo Le brutte anatroccole presso la casa circondariale di Lorenzo, il Sor Optimist presenta un altro progetto. È un progetto che viene realizzato in collaborazione con l'assessorato alla pubblica istruzione del comune di Agrigento e verrà svolto presso la biblioteca Franco La Rocca a cadenza settimanale ogni venerdì, quindi il primo incontro è domani giorno 6, poi giorno 13 e giorno 20 dalle ore 16 alle ore 18:30. Si tratta di un laboratorio in cui i bambini verranno messi al centro, le nostre amiche socie faranno delle letture, giocheranno con i bambini, le letture saranno da ispirazione per dei lavori che verranno realizzati durante gli incontri. Giorno 23 di aprile, che coincide con la giornata mondiale del libro, internazionale del libro, e il Sor Optimist Club donerà tutti questi lavori realizzati insieme ai bambini alla biblioteca, insieme a una targa del Sor Optimist che ricorderà questo evento. L'appuntamento è aperto a tutti i bambini. Ovviamente tutti gli incontri sono gratuiti, sono aperti a tutti i bambini dai 6 agli 8 anni.